Quando sei nasciuto? Sì, sì, Ah, sì. buon. Allora, 19 novembre 1927, dal borgo da Gnocchi, lì. La seconda volta non l'avevo nasciuto con lì, era la casa vecchia, lì prima del terremoto. Sì, Eh. sì, sì. Cominciato di frutta a 8 anni, finì le scuole, che si faceva le scuole 5 volte, via aiutare i vecchi testali, vivevano lì, no? La nostra famiglia aveva sempre 20 bestie, 20 vacche, 20 chiari, dopo su dai stali, su per la stazione chiarie, che veniva solo stali. E infatti che vite lì, a 8 anni cominciato, dopo da stali su le malghis, perché il vecchio chiappava in su la malghe all'asta. Dopo quei anni si hanno comprato una malghe e anche che un bel castigo di sfata la vita a forza di lavorare lì. Dove la malghe? Qui sul Chiampone. Ah, sul campo. E prima sempre a 10 anni eri sul Val di Vergine, no, a 8 anni, a 10 anni, 8 anni mal da stali e te Val di Vergine si aveva una malghei. A 10 anni in una malghe per zore muec sul dalla Ducette, una biele malghe sali. E dopo a Vincione, una malga che aveva in su, e dopo le nostre malghe tutta la vita lì, e tutta la vita poi. E dopo per fortuna sono andato soldato, e lì hai polsato e hai avuto la fortuna di soldi il più bielan di tutta la mia vita scondilo a Duc, sotto la nave. Dove sotto la nave? Con lì a Cividad, A Città. di Giulie. Te Giulie. Il nel 49, ieri il sistema dell'esercito vecchio. Il zaino è a Pit, 70, no? Con l'elicottero, noi a Pit, 70 Pit. E era la più bella vita che hai fatto io, un anno. E dopo lavorato tutto sempre, via per l'estate, il fen, non erano macchine, con il falcetto, e si llevava tra le 4 e le 5 binore. E tutto il dì mescede volte, dopo il cavallo, la carretta, chiamare, rischiamare. E così tutta la vita fatta, d'estate, d'inverno, tutta la vita, tutto l'inverno in tal bosco, a links, perché pa un franco, perché dove erano io e mio frate, 2 frati e 2 cugini. Come 20 vacche, buon, 10 erano di latte, 10 senza latte. Non era tanto soldi. Allora per arrivare all'ora di chiappare un franco, si lava dal bosco, chiappava sui boschi, un posto da comune, un posto dai privati, e così fa tutta la vita. Quando cominciavi, quando la malga che l'ha detta prima, dove eri? Non era che riguarda. Che riguarda che per ora. No che? No, che non vi stato, no. I vecchi sì erano stati, ma no, giovani no. Noi vini per soli malghis, signor Barbe all'epoca ha detto che prima in Val di Vergegnis, dopo in comune di Muec, dopo a Vincione, in Ongarine, la Calais anche il confine, che mangiano e bevono lì, no? Beh, manco lì hanno sistemato. Il resto no. Non la via che vi fa la malghe, vi scrivo fa gli allogios, che erano 4 maseris e non altri, tornato a fare gli allogios e il team dai tedeschi sono arrivati su, erano i partigiani anche lì, no?
uno ha tratto un 5-6 colpi per avvisare i suoi amici là, che erano rimasti tedeschi. Allora sono tornato su, minis e bruciati, di sfat duce che avevano lavorato. Portare in classe d'arriva su, quando non arrivavano per tornare a fare con la civiera. Io in quegli anni, se avevo 17-18 anni, io non avevo 20 anni, tornato a fare gli alloglios. E così, ma dopo un'altra malguta di là, è sempre in che zona lì, su Iors, di Scricci, che dici, che infatti anche lì, prima era la baita dove per mangi, dopo fatto la caserra per far formare anche con i vacchi. Fatto sta, venuto il terremoto, disfatto tutto, che vanno di là la via, che su Iors, che di qua invece erano spaccate un po', tornato a mettere a posto, che la via, per fortuna, i copes, conoscono i copes loro di Glemone, che erano, benché, che avevano passione, erano fruschi, erano anche loro lassù, e hanno voluto fare una battuta. Allora, ma chi le segherie copes? No, chi le segherie copes? No, Copet, che lavorava in strade, per i meccanici, che erano 3-4 frati in gamba, uno con la Zaron, e avevano fatto bes. E non hanno fatto su, sì, le hanno fatte loro la battuta, come una veluta. E come sono lì che stanno loro. Io sono stato finché ho potuto, come hanno preso là, allora. Culino, partivano in Talstali, in Tuiecki si dice il nome, Tuiecki, il mese mai, prese mai si lava lassù. Dopo, quando veniva la stagione a vonde cristiane, qualche volta veniva un gruppo di neve, e allora parlai in malghe a toccare ritardare. Perché prima che non arrivi la neve, che veniva sulle erbe, e si lava via verso la metà di 11. E anche dopo. E dopo si tornava il 7 di settembre, si chiamava la Malghe. No, un'altra volta si tornava sulla Stali, con le vacche, spighi in ottobre. Sempre per Sparagnà, che vanno a Passon, per fare, 20 vacche su una volta, con falcetta, voleva messenato i bracci. E così era la vita. E dopo l'inverno facevano la nostra vita tutto l'inverno dal bosco. Dopo arrivava manco la motosega dopo che si pestava giù, e se no con la manaria e il seum in due, che si piante grosse così. Dove erano i boschi? C'è il bosco sono, dove sono i boschi? Su proprio anche lì per zone. La stazione Chiarni, per zona dei nostri stali, era il bosco comunale, dopo di Pervas, dove la gran parte fa bosco di bruciare, non era il pezzo di lavoro. Qui era su più alto invece il Laris che faceva intanto tras, una volta, e oltre ai tras, li breis telars e via in avanti, ma un Laris che lei che dura 100 anni saranno voi, perché nasceva tal cretta lì, che era un buon boscone che era lì. Sì, prima del terremoto, Quartis era la via, no? Era tutta la Inta, erano più di un centenario di famiglie. Qui erano come minimo 200 vacche che avevano la poreint, che tenevano le vacche, dopo le paravano in monta, che prima del terremoto. Dopo il terremoto
finito tutto, fatto la stalla sociale in Rio Blanco, ha durato un anno dopo disfatta subito, che era tutto malamente. Non era in di fare una stalla di 100 bestie, portare in 40 in dall'inverno, un morti il primo un 10-12 con la bronchite. E allora la pure in tal periodo prima del terremoto, le femministe, biane femministe da mia mondo, lavoravano come il mus sempre, gli uomini ce l'avevano emigranti che vengono come farsi mantenere, no? E lavoravano in Francia, Austria, Jugoslavia, in America, e facevano lo stagione e poi tornavano. E così tutta la gente e viveva tutto il paese così. E brava gente, lavoratori, e le femmine sentivano risultando di capire. Ma quanti erano qua a vivere a Borgognox? Quelli erano 5 mesi. 5 mesi, come si ridosse io, mio nipote e i miei cugini, il gruppo, che erano i vecchi tre vecchi, i nostri vecchi, 2 erano sposati. Io e mio fratello erano mio padre, che gli altri 2 cugini erano con altri fratelli, e uno non era sposato. E dopo, venuto il terremoto, i figli di Matador ritornavano alla casa, che quelli era vecchia, comprata di un nostro, di una meagna, di un mio barbe, e allora per no che almeno un altro vendito l'inle, allora si individuò io e mio fratello dopo, di la via, lui era stato la via con la casa vecchia, e io ero venuto lì. Allora era una settimana che ero con lui del terremoto, per fortuna che era stato in peace. Ero in bagno io, che femministe, i frus, venuto il terremoto, io dice dal porco di Cesare. Se venuto io di corsa, io perché stiala lì, tenimi duro le robe di saltare il bagno di qua. E per fortuna, per miracolo, avevo una carovana di macchine da Miesacorp, le femmine sei frus erano lì. E io sulla via, anche io, lì. All'inferno poi, veniva io clapone. Sì, non si sapeva che era, era la fine del mondo. Tieni io porco. Mi viene detto lì, non vi lavoro. E allora uno clamava di una banda, che altre, mia madre era che altre bande non poteva verso la porta. Una femmina aveva un frutto lì, una cosina, dal braccio. Allora, se la vi ricordi che per del frutto, con lì anche tu. Una povera vecchia era in taglietto. Mi è arrivato qua un mio collega di Porta 6 e gli ha detto, all'inizio di Giovanna, non Giovanna, era anziana, era sola. Infatti io gli ho tenuto su il traf, che aveva il traf per stomi, e lui ha tirato fuori la femmina, per fortuna non aveva fatto nulla, le vengono riguete. E così, poi dopo su di corse, parla sotto i planse che erano mie cugine lì, per via di bucare in ei. E dopo era una che clamava aiuto, il supermercato, all'essere era dentro. Ci voleva i viergi con la saracinesca. Per fortuna è chiamato un pale, gli hai fracassato sulla saracinesca e lei tirato fuori anche che. E così, poi con rotatore. Il terremoto è così, è un disastro che vuoi, tieni io cane.
E tutta la scienza che viene in questo mondo non sa di domani o passadomani o quasi 15 anni avviene il terremoto. I chians, c'è solo e lo nasin, di un'ora prima che avviene e cominciano a venire. I veri chians io, pur bestis. E il terremoto è una brutta roba. Alle pièce de voare, perché de voare, quando ero sotto i tedeschi lì, e avevo vissuto sopra e si paravano, bombardavano ogni altro lì, e non avevo nessuna paura io, no. Ma da terremoto, è sempre che mi fa più paura in quei momenti, l'alluvione, che non me ne via tutto, e ma con il terremoto tu arrivi a loro riparati fuori, tu arrivi a non morire, tu arrivi a restare vivo, ma dall'alluvione tu muori, tu ti innesti, Dio non gli cane. Si pensa all'alluvione dal 60? Si pensa all'alluvione dal 60 chi? Dal 60? 66. Aspetta mo. E sarà qualche era 21 sotto. Sì, ma c'è anche erano, si invisa. Oh, stia come lo sai. 66. 21 allora, tutti il borgo, allora andavi con la barca. Ma si pensa in che volta? Sì, mi pensi che allora è novembre. Che ho sconosciuto in su che era in stassa al 4 novembre. Che sono arrivato fino a Vincione col treno, sono venuto su per ferrovia, a Piet, che era in la festa della via. E che è stato proprio un'alluvione. E causa c'è il tagliamento, che è tremendo il tagliamento, e sono i tombini di Ferrade, lì era diverso. Il tagliamento, pleno lì, è venuto qua, i tombini venivano qua come rius a Vincione, e dopo la Vincionasse. Dopo aveva un colino che io sulle scuole, la lavare che si dice, la grave fino a Miec il prato. E veniva anche una volta qualche brutta alluvione. Come invece avviene una slavinata, un momento, un'ora, due, così è stata molto bene, che se non veniva ogni tanto ti diploma sarebbe il sud, con quel matto di un sorelle che viene. Non è mai venuto un sorelle così mattio. Allora era cambiato tutto, come l'autunno non esiste, no. Avevano di inviare forse 4-5 gradi su zero, non veniva 10-15, così. La neve di Natale in poi, come la neve, noi col binocolo che era sotto il mondo, forse si vede, in Mariana era 2000, non era cambiata il mondo. Io sarei contento che tornasse da ora qualche eri frutto, compagni. Tornare a fare ciò che hai fatto, lavorato come il mus, ma non mi ha dispiaciuto nulla. Come sono stati? Allora, perché si chiama Borgognox? Perché si chiama Borgognox? Perché vuol dire che i principi che erano lì erano che dicevano gnox, come per dire macarons che erano poreint, che sì. Non tristein, buinein, e via avanti. Che da urce che dicevano i vecchi. Ma non tan furbe. Ma non tan furbe. No. Buinein, ma non tan furbe. No, porein e basta. Porein. E int che hanno anche sprovato la vita più di noi, neanche di scorri, per farsi su la chiasutta, per chiudere un tocco di prato e mangiare miserie,
e vivevano così. Poveramente basta. E i vecchi di una volta, ti dire la verità, non sai io, si diceva che i frus, no, ma io sono frus, una volta era così, non si poteva fare colà, sì, è dovuto un disastro. Non si rispondevano, perché erano stupidi e non dicevano, e non sapevano loro, lei inutile discorrere, gli insegnavano ai frus. Anche come lavorare dal 15, se non contavo io ai miei fruscoli, ci bucare, il mio pare, i miei barbi tutti in guerra, e non sapevano loro, in scuola non contavano un porco di snudo di lavorare dal 15, e lavorare ultime così, se non le avessimo vedute noi con voi e palpate, i compagni. Dove avete pure delle montagne qua? No. Al veniu qualche clapone, ma al fas due svoltolini sta il plan, alle si ferma. Al veniu per il gravone a Tombulis, ed è ben un tre lì. Ma prima del terremoto capitava lo stesso? Qualche slack, ma poco. Al veniu la gran parte, qualche veniva qualche un po' di alluvione, che il Rio si chiama la Lavare. La via era pesante, che veniva grande, che è un anno venuto da fuori. Venuto il gravone, che per ora la sola come gravons, e ingolfato, che aveva fatto il Fortins, e bloccato, fuori laghe, e io che il lago veniva lì come un rio, e finito al paese, la via di là, sì, ben, ma non malangs. Si arrivava a pararsi via. Che monte lì è una monzana, non è paura. No? Lo sanno tutto il prato, lì che aveva bisogno del film per sbaccis. È stata la cattiveria di un posto di che era in comune, cominciato a dire che porte al pericolo così e quella di là, bisognava sgombrare porte. E avevano fatto il valo, che aveva fatto io i documenti della regione, fatto per protezione del paese di Portis. E hanno detto che l'aveva fatto invece per strade, tutti i balis. E perché? Perché avevamo loro di fare i supermercati, che i caporiums, e sgombrare portis e volevano disfare anche il cimitero lassù. Allora è venuto a fare un po' di proteste a Trieste, finché è venuto il mio provinciale, avioni alla rete che non si disfa il cimitero lì. E non convenne disfare un clapone che non è di 2 millimetri, e lì ha protetto tutto il cimitero. Oh, ma che volte! Erano i caporiums che mi davano pieni poteri, sindici e via in avanti. Era tutta una cubbia di comunisti che erano. Non si lasciava seppellire i morti, e scriveva là dei plans. E che dei plans hanno fatto tutta la vita a portare i morti in portis. E allora i vini protestarono anche di scori, venuto il provinciale, la commissione, due geologi per controllare il clapone. Il clapone hanno detto non le muove di quelli di 1 millimetro dal terremoto, era lì. Quindi vi ho detto, senza le muette, pure lì. E lì ha salvato il chioso. Di sotto avevano i vecchi fatto un po' di tombis. Però i vecchi avevano detto non slunghiare
il cimitero via Svincion, che è pericoloso. Io porco, che sono io sui clash, di là di quel clapone lì, e hanno disfatto che il tocco di cimitero ieri. Ecco, per non sentire le idee dei vecchi che si vio in che volte loro hanno venuto a venire in classe lì. E non gliela menare quelli di Poartis. Quindi secondo lui il paese di Poartis poteva restare là? Io giusto, tanto che volevi. Io giusto. La mia è arrivato un club in strade, per miracolo, e non altri. E il valo a lei che poi buttava la montentieri perché passa in classe di quel valo lì. E noi, stupidito la Int e via, a chi nos hanno distrutto tutta la campagna che era, e sito. Utilità pubblica non si discuteva. Non fanno parte, dopo la Int non aveva gusto perché prima erano usati ognuno la loro casa. E come sono in tal condominio, un pasore, un sotto, lì, da lì e via in avanti. E i gusti dicono poi, hai detto. Porco Dio. Mi aveva voluto là, venire a via, poteva stare la via. Ma era in affitto la campagna o vostre? Era nostra, sì, altro che, sì, nos hanno pagato, lo sai, io se 5-6 mila franci il metro, che era pure mia madre, che aveva il TOC, io sono là sono pari e somari, ereditato, un TOC di campagne quelli magnifiche, no? Quando è venuto a vedere là dentro le pali meccaniche si è cominciato a vedere, che è mia madre, che è lì. E vai, io porco, e io hai chiamato da lì con che razza di tecnici, lì, ne volevo, ci ho messo 1000 metri. E avevi quel tic da una stalla lì. E ci ho messo che avevi già dato 1000 metri per sdraiare, fare la strada, no, avevi di fare il parcheggio. Oh, Dio canne, voi via per strada lì. E io che misuravo, ci facevo, gli hai detto. E quindi quelli era il parcheggio, avevi una planta di vis e tutto il terreno. Oh, ben gli hai detto, come l'hai dal momento, perché se di noi torni via, come c'ho la sclope, un scriveli di sclopettari, mi sono capiti, gli hai detto. In maniera che sono là, hanno tirato la scordella e non sono tornato. E ce l'ha venduto loro. Io volevo trattare qualche dumpo. Perché che restava nelle sclopettare, dopo tu l'avevi impreso un po' e basta, era quello il fatto. Troppi sbagli svevi sono altri. 20 fa me. 20, 10 di latte e 10 tra mangis e 20 chiaris. Un sanchiol del terreno. 1000 metri. Più di 1000 metri. Tutto il tempo lì che erano stati, che li porremo mari, saranno stati 3000 metri. Un tempo quasi di misura. E dopo 1000 metri lì, e dopo veramente l'ultimo. E c'è molto allora, senza la tiare, senza un buon tocco di tiare, c'è molto fatela in denaro dopo. Alla calera che era che non lavorava il loro tocco dal terreno, e dicevano lasciami a me, faccio io. E noi facevamo il fendi di 20 vacis e 20 aris. E facevamo infatti il lavoro lì. Sulla stali,
quando per fortuna gli è venuta le falciatrici, alle dritte, alle pericolose anche, e io andavo con la falciatrice senza fastidio. E se avevi lassù 100 quintali di femmine, imballate, e dopo per fortuna che la volta era l'esercito chiamava i mui, noi avevamo i mui che mangiavano il femmine. E me andavo io, che il femmine lì, che era magri, nel magazzino dall'esercito lì, dopo io levi, che era sempre quel che aveva buon femmine, che sapeva là che lo avevi, per finire di avere voglia per me. E ho fatto queste manovre, sì. Wieso ti giù di svacchi fin 6 anni? E fin dopo il terremoto, perché prima era colato il tetto della stalla, scognut me ne via levati in una stalla sociale, sul Pasore Tomiecciali. E intanto mi ha fatto regolare immediatamente il solare, tornato a regolare il solare, e lavorato e fatto il femmine. Prima di mettere il femmine dal solare, invece io metterlo sotto i nylons. Lì con i chiosui, i stocks dal femmine, il nylon, avevo forato il nylon, fra sotto il femmine un grum di femmine. E via in avanti, e dopo sono tornato a mettere su lì. Dopo ho visto individui io e mio fratello e i miei cugini, avevano 10 vacche sparò, io avevo 12 e loro anche 10, 10. E da in avanti finché a 3 di finché ho potuto, finché non sono venuto per me dal cuore, che hai fatto tutta la vita io. Ho fatto lavoro di quei pesanti. E dopo ho fatto un'altra bella vita, che mi è piaciuto. Ho fatto 15 anni di gare di marcia in monte. 15 anni con l'Aldo Moro, prima di soldato e dopo con l'Aldo Moro, che aveva passione, ma dopo voleva molto, in India, forse, e il cur, e dopo il cur mi era sul dito, io porco anche quello. Ma dopo mi ha ripiato via, come sto andando bene, anche fa sentimo. Volevi domandare, sì. Chissà altri sfamei di Borgognocca hanno continuato a lavorare la campagna anche loro o hanno fermato? Hanno fermato. Quanto? Non ti sa stato? Quando che io ho fermato anche io, che sono fermato, dopo là c'è apparso un chiarnico lì, también aveva le vacche, aveva anche quella mania delle vacche, che allora gli ho detto, sei tu buono? Sì. Dopo i miei cugini che avevano tenuto loro in Timon, 4 manci, e anche loro che flics più vicini. E che altre campagne che gli furono via così, sterile, finito tutto. Venuto dove baracciarsi e non altri. Ma ci muttisi la tiara, qua? Io grave. Qui, tutto quel terreno, lì, la chiesa, a me magnifico, no? Sarà tante di terra, 20 centimetri sotto di grave. E il grave che monta lì. Il grave che salve una settimana di sud si brucia su tutte le erbe. E avevano ben fatto anche i vecchi, un bastione, la via di 100 chilometri di acqua, si chiamava di cascate la via, pisciante, si empleava questo bastione, si faceva i flicus di tiamps e si mollava l'acqua e si bagnava. Quando veniva il secco, ogni tanto veniva un tiro secco.
C'è molto voi fatto le vasche, c'è molto. Una vasca in beton. Ah, ecco, prima di lui. Oh, ostia, prendi me. Il vecchio sentimo, mio padre, miei barbis. E c'è sande, venivi a laghe e dopo vado insomma... Sì, il canalut, il canale, è una vasca di 1000 ettolitri. Allora un rubinetto lì che si molava tutte le volte. Io stavo una di due a riempirsi, secondo che era là che t'arrivo. Ma come non è poi che vaschele? Ma è il tuo preso? No, ormai sono venuto su arbo dentro. No, perché se viene a bagnare, che il tic di Prat, che lei non si arriva a bagnare. Prima si bagnava, si beve le vis, si beve il chiamput del spagnolo, si commentava, e le patatis, fasciui, queste robe, Però con un po' di tiare così, ci venivi alla vita, venivi al... Veniva, se allora il team che fosse venuto la ploe, veniva che se aveva ploe, aveva anche un gruppo di erbe. E dopo si coltava, erano livati, si coltava con le dan, la urina, e veniva. Però se veniva il secco, allora là, tutto sul dino di cane si bruciava su tutto. Allora un po' di barba lì, che diceva sempre, che stanno alle bielvioni, che le verde, perché che il ploe aveva spessut, che se venga il secco, alle diavolisci, che venga come il mese era bruciato, no? Con la cilugna e la glaccia. E allora lui era contento quando ploveva. Trostais di fem faseviso. Trostais di fem. Dai, noi, il massimo. Ah, dove doi? Noi, il massimo. Primo e secondo. Si vuole chiamavi, no? Il printai è l'Altegul. L'Altegul. Dove doi? Pesca in montagna allora. E il fatto che stare magri in monte, certi monti anche che la sono stati, e un altro non è che è grave quello, è chiaro, allora il tempo plui. Quelli avevano una biela savinata, buona, aveva un bielo verde, ma con quel chiaro matto che aveva come, in 3 giorni, e si vede tutta la erba che pleio le orelle, le spattiere. Perciò che era male massacciato, non sai io, da che là arriva e che sorelle. Dire qualcosa? No, altro da chiedere. No, noi capito che robe che la dite, d'estale sociale, arrivano i bianchi. Cioè, gli svesti di cali svevi sportati da io, che ci sono morti di bronchite. Ah, questa era la strada sociale. Sì, ma tu la ieri, di sopra le caserme. Il Rio Blanco, di sopra le caserme, gli beghi moli. Sì, ma infatti levi sparale, ma levi so... No. Ma vesti su estris? No, le mie smesse portare su, per zona Tomieci, in una strada sociale lì, che lì era un uomo nudo beato che vedeva di loro. Ah, là era un stalino di Trieste, io hanno detto, e allora col camice bianco attorno lì, e è stata a chiamare un vigliello, e mi ha detto, la vacca giovane, è a fare da sola il vitello. Che vaccia con lui non lo fa besole, se si chiama il vigliello buono, se no vaccia e vigliello. E così è stato, io ho chiamato il vigliello, io che ieri prati, andavo con il veterinario, io sempre con Paulus. La politica è troppo centrale da questa questione di portis. La politica che
chiedi le bande, chiedi che ha troppe entrate. Le politiche io non mi sono interessato, no, che soldi io nella politica. Io avevo da me idee come che avevano i vecchi, le destre, la democrazia, e il comunismo non l'ho potuto più perché era pieno del fascismo, perché vi è stato sotto anche il fascismo, però non mi sono mai interessato alle politiche. Ero in America per i uomini che venivano a secchiare gli schiattoli. E cioè ce li servino? Eh? Ce li servino? Avevi uno mio che erano amici. Mi è venuto a portarmi il giornale, l'unità, e gli non vuoi che il giornale, io non è neanche che gli altri, tentalo tu. Porco, lui era arrabbiato a colpo. Finire l'amicizia. Che era l'amicizia, e a chiaccia insieme, e amici, la vostra si cognasse, da stiasi così, perché Monade è lì finito. Deve di essere comunista come lui. Noi siamo stati a questa chiesa il 1 maggio del 76, 1 maggio, il 6 abbiamo il terremoto. E ero con lì in cucina, con mia figlia, e Silvana e Lorena, che sono mie sniacce. E vengono le prime scosse e io sento le persiane, no? E dite, Liana, mia cognata, non sta a rompermi le persiane. Le prime scosse. Le seconde sono arrivate tutte al cortile. E lì era stato il disastro più grande. Ero in duce, anche alle crollate, no? Franco, mio figlio, aveva ciappato le frutta di Lise, che era una sciora che aveva le gnecciute, ciappato al barcone, tirate fuori, e ciò di Dio, è una roba talmente brutta che non potevo dire di coraggio di fronte a quella roba lì. Se torna, tal viene tan forte, che non esiste poi. Sì. I primi pensieri che sono stati? Di Dio si sinduce. Di Dio si sinduce, perché Franco era a dormire con noi. E noi, come che dici, siamo stati Franco era venuto su di scuola, che era a scuola lui a Cividà, che aveva fatto perita grave. Era malata e era a casa, no? E era a dormire con noi. E noi siamo stati con lui il 1 maggio. E sì, è una roba. E dopo dello stesso las, la chiesa va vedere. Non va vedere, ma le prime notti le abbiamo fatte che non sono fatte una tenda. Le seconde notti, perché le prime notti sa che no, era impossibile. Ieri sono una macchina. Sentare sulla Madonna. E le seconde notti, cioè almeno le prime notti dopo il terremoto, le tende. Dopo sono arrivati i soldati che non si hanno portato le tende. E abbiamo dormito alle fine, che non si hanno portato le roulotte. E dopo non si hanno portato le tende, i tedeschi. Tedeschi anche volte. Le tende grandi. E quando è tornato quel dal 15 di settembre, quel e la biene che dicevo io, il vero sgusto, sebbene che è tanto orribile, ma Dio di c'è molto lei. Ieri a fare queste tende, in 11, che al partito spiccia, non so se ma al partito spiccia. Le svise, il muro, bisogna via di patroni. Di così, tinte strade. Le svise, il muro. Al par dall'impossibile. E tu che tu vieni se smiuti per stiales, in Kenyot, che ti sembrava che il muro di parete. Così. Noi abbiamo avuto fortuna con lì, che parete, era una parete lì,
che non è colata, se no erano i morsali. Erano proprio soldi che parete. Sono state intate. E l'abbiamo sdrondanata, pulita. Puarski che sono voi che provi. E noi, sono 40 anni, no? Però quando si sente, i tornini in daur, tal momento, sì. E domandava il suo, non avevi spore delle montagne, Cauvatris? Perché prima la tremata e dopo sono partiti in classe. Sì, boh, ma in classe è pure arrivi in fine. Ma che sente alle scure. Sì, allora il fracasso. Polvar candere per ogni banda, come sono crollate le stiave, il fumerone, mi fa paura. Che di settembre era di idea la scorsa di Gnot? Ai Sundis, Ai Sundis di... perché è stato in settembre, l'11 di settembre, è venuto a 5 binore. Sì, e dopo che E quarta? che dei 15 ai Sundis. Avevo veduto il spizzo calcolava? Sì, sì. Ieri ti si Alle dice, più che il tocco di spiccioli. ieri in te tende, io ieri a fare con la cominciato a tremare, io sono su da tende. Proprio dovevi di fronte spiccio, che è arrivato in strada, no? Che è arrivato un sorta di clap, che non si passava per lì. Ben che il troppo che era per strada, arrivato. Ma l'ha portato via il cimitero, in che volta, non hai pensato che non si sarebbe fermato il clap lì? Del Gran Calere? Che l'anno, non sai Dio, sai che è venuto su un fumerone, come che si dice ai cinesi. No? Sì, aveva fatto un scherzo come una bella bomba. Le plombattivo lì e fatto tutto un fumatone e io i claponi. E io dopo tutta ora. Il class da ora hanno portato io un po', come che dici, portato via i miei cimiteri, erano le scarselle dai Moars, che è stato anche lui, che è passato dopo. Anche Mars di Famea o Estris? No, lì no, non l'ha ciappato un'altra parete. No. E lei però ha continuato a farsi pure lei, anche se non si poteva, no? E non volevano che fossero mettuti a lì, sono loro che hanno tanto scombattuto. Ah, e io volevo fare usare il sarà. Ma il prete dice Bande Stevier? Il predita? Il predita. E il predita allora Don Mario. Sì, era ben contento di lasciare il cimitero, e altro che. Sì. E erano tutti scarognati per far sparire anche il cimitero. La chiesa neanche non hanno messo mano, che gli intimò lassù 4 muri. No, ma e le hanno fatte così, una ricevuta con una biele, e gli avevano anche masse. E il resto, il cimitero, aveva tutti morti, dei plans lì e di quartis. Ieri frutto, vorrei avuto 15 anni, che si cominciava, quando moriva un ragazzo o femmine o dei plans, perché una volta quando moriva uno dei plans, toglieva lassù, dal rosario si veniva davanti la messa che era lassù la chiesa, però i morti portavano io perché in quartis. Ma pesavano, si dava il cambio. Ieri io avevo avuto 16-17 anni che mi dicevano dammi una mano. E allora, dopo a forza di vittis, anche il preti vecchio aveva vendito di fare il cimitero dei plans e sono arrivato all'ora di fare dei plans. Allora volevano disfare i nostri parlare ai plans. Allora noi avevamo detto ai plans, voi hanno macchine. Ma una volta io vi portassi per schene noi morti, per schenutte.
l'inverno glaciasse di manzo, ogni due. Le umi pensi sempre, avevo un blestemante di fronte a me, si doglia di me. Scrivi al morivuemo, non avevo tutto freddo, che lei diceva. Si rideva anche. E così, Marsla sono piada in. Comunque, hanno portato tutti che hanno voluto, chiamavano di porti, si hanno portato ai plans, i vecchi che erano lì. Avete continuato a sapere anche se non si poteva dopo nei cimiteri. Subito. Avete continuato a sapere in Moars anche Sì. se non si poteva, no? E così, se vi mostrate l'indice di no, non abbiamo messo anche le tabelle proibite, che era pericolo. Le chiappate tabelle sulle ignote o il botare sviaduti, spariti. E all'indomani abbiamo messo una femmina biada che voleva là in Quartis. E così tutti. Andiamo da Francia in Quartis, dopo la terremoto a Sotterasce, in Quartis, da Francia e anche di Udine. Un di Udine dai plans all'era. Io la rete voi là dal cimitero di Quartis e lo hanno portato in Quartis.